Colpo ai clan mafiosi di Villa Seta e Porto Empedocle, 14 le persone arrestate, gli ordini arrivavano direttamente dal carcere di Augusta, l'operazione è stata eseguita dai carabinieri di Agrigento in collaborazione con la DDA di Palermo. Non ce l'ha fatta l'agrigentino Angelo Danna, di 67 anni, infermiere appena in pensione, coinvolto nel grave incidente dello scorso 10 luglio, investito al Quadrivio Spinasanta a bordo della sua moto contro un'auto. Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Continuano gli appuntamenti al Teatro dell'Efebo ieri sera con l'anfitrione di Plauto, stasera nuovo appuntamento con i Cavalieri di Aristofane. Al via ieri sera a Cianciana la Sagra del Grano, tra le tappe delle vie del cibo di lunga vita promosso dalla SMAP di Pivona. Pochi visitatori alla casa natale di Luigi Pirandello, bus vuoti e la denuncia del presidente dell'associazione Cerchio del Caos, Dino Barone. E la regista e autrice Roberta Torre, originaria di Milano, il nuovo direttore artistico del Teatro Pirandello, che prende il posto del dimissionario Francesco Bellomo. Al via stasera il primo appuntamento del Festival del Mito allo Sport Village con il concerto del cantautore napoletano Nino D'Angelo con i miei meravigliosi 80 anni. Buongiorno con il nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 1 agosto, venerdì. Il colpo ai clan di Villa Seta e Porto Empedocle, gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, droga e intimidazioni. I carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 14 persone. Il nostro servizio. All'alba di stamani i carabinieri del comando provinciale di Agrigento presso le sedi delle case circondariali di Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna, Gela, Voghera, Agrigento, Lecce e Taranto hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari in carcere agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 indagati, 13 dei quali già ristretti in carcere. Sono cittadini italiani gravemente indiziati a vario titolo di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso per agevolare l'associazione denominata Cosa Nostra. Nei confronti dei suddetti 14 indagati, dei quali fanno parte anche tutti e 13 soggetti colpiti lo scorso mese di luglio da provvedimento di fermo di indiziati emessi dalla DDA, per 13 di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per uno quella agli arresti domiciliari. Il provvedimento trae origine dalle attività di indagini svolte dal nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Agrigento e dirette dalla DDA di Palermo dal mese di dicembre 2024 a oggi, che costituiscono la notale prosecuzione di quelle fatte lo scorso 14 gennaio 2025 con l'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 48 persone aventi come oggetto la ricostruzione e l'organigramma delle attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e Agrigento Villa Seta, con probabilmente a capo rispettivamente Fabrizio Messina e Pietro Craparo, pregiudicato di anni 39, il secondo, il primo di anni 49, a dimostrazione che pur essendo stata sensibilmente intaccata nel corso degli anni da varie operazioni, Cosa Nostra Agrigentina è tutt'oggi operante, dotata di ingenti disponibilità economiche, di numerose armi, per di più in un contesto caratterizzato da una instabilità degli equilibri mafiosi faticosamente raggiunti nel tempo. È stato riscontrato un sistematico utilizzo di apparecchi telefonici da parte degli uomini d'onore o di soggetti contigui al sodalizio, mentre i rispettivi periodi di detenzione, lasciandone in tal modo inalterate le capacità di comando, consentendo loro di mantenere i contatti con i correi in libertà e di impartire ordini. In questo contesto è rilevante ai fini investigativi l'analisi sui dati informatici contenuti nella copia
forense dello smartphone utilizzato dall'indagato James Burgio, sottoposto a sequestro in occasione della perquisizione preventiva il 17 dicembre 2024 presso la camera del carcere all'interno di Augusta, ove al momento si trovava recluso. La disamina dunque dei contenuti del citato telefonino, unita agli esiti delle attività tecniche di sorveglianza e intercettazione, ha consentito di ricostruire la struttura di un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish, al cui vertice vi era soprattutto il detenuto James Burgio, il quale, sfruttando appunto la sua capacità di mantenere contatti con l'esterno, si è reso protagonista di una vera e propria esponenziale ascesa criminale che gli ha consentito di porsi quale interlocutore in termini di parità con gli esponenti di primo piano di Cosa Nostra Agrigentina, quali Capraro Pietro e Licata Gaetano, entrambi, come prima evidenziato, componenti della famiglia di Agrigento Villaseta, rispettivamente, con il ruolo di capo e di principale gregario, quest'ultimo, nonché promotori di una distinta associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operanti nella provincia di Agrigento in rapporti con esponenti di Cosa Nostra di Palermo. A tal riguardo, tale attività di traffico di sostanze stupefacenti veniva arrestato in flagranza di reato Cristian Terrana il 27 maggio del 2025, fermato a Porto Empedocle a bordo di un motociclo privo di assicurazione e con all'interno un borsello di 506 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una somma in contanti di 780 euro in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e sequestrare un'ulteriore somma di 4.880 euro. Il cuore dell'uomo si è fermato in un letto del Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero a San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di Angelo Danna, morto, 67 anni, di Raffadali, residente ad Agrigento. L'infermiere appena in pensione è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto lo scorso 10 luglio in via Salvatore Scifo, tra il Quadivio Spinasante e la zona di Fondacazzo. Troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati nello scontro tra il suo scooter Honda 300 e la Golf Volkswagen condotta da un pensionato. La procura di Agrigento, notiziata del decesso del 67enne, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Municipale che, dopo aver effettuato i rilievi, stanno cercando di stabilire la dinamica dei fatti e le varie responsabilità. Rinvenuti oltre 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione nella zona di Porta di Ponte ad Agrigento, proprio all'ingresso del salotto cittadino. La droga era nascosta in un'aiuola e a ritrovarla è stato un commerciante agrigentino che si è insospettito della presenza del sacchetto. Appena aperto, la scoperta del bilancino e di un barattolo con la droga. Fatta la segnalazione, sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia. Hashish e bilancino sono stati immediatamente sequestrati. Gli spacciatori nel centro storico della città dei Templi nascondono la droga in vasi in mezzo alle piante, muri e case disabitate, luoghi lontani dagli occhi indiscreti, comunque non molto dispianti dalla piazza dello spaccio in cui smerciare le sostanze stupefacenti. Al momento si procede contro ignoti, ma gli investigatori stanno cercando di risalire allo spacciatore. Da Trapani, mafia confisca beni per oltre 2 milioni di euro. Beni per complessivi 2 milioni di euro riconducibili a soggetti appartenenti a Cosa Nostra sono stati confiscati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, che hanno eseguito 3 provvedimenti emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. In 2 casi, che riguardano il boss di Porta Nuova Tommaso Di Giovanni e Niccolò Testa, ritenuto reggente della famiglia di Bagheria ma deceduto nel 2023, le confische sono definitive. Nei confronti di Stefano Bologna invece si tratta di un provvedimento di primo grado. Tommaso Di Giovanni, 59 anni, arrestato nel 2019 nell'ambito dell'operazione denominata Atena, con l'accusa di aver diretto unitamente ai fratelli il mandamento mafioso di Porta Nuova,
È stato successivamente condannato in via definitiva a 15 anni e 6 mesi di reclusione. In passato era stato coinvolto nelle operazioni Perseo e Pedro. La confisca irrevocabile nei suoi confronti riguarda beni del valore complessivo di circa 700.000 euro, tutti ubicati a Palermo. Si tratta di una macelleria, di un palazzo da 10 vani su 3 elevazioni, di una casa popolare, della metà di un locale per uso commerciale. Ma andiamo a Stefano Bologna, 63 anni, arrestato invece nell'ottobre 2021 nell'operazione Nemesi, poiché è ritenuto responsabile di plurime cessioni di hashish e marijuana. È stato poi condannato a 2 anni e 8 mesi. L'indagine aveva delineato l'esistenza di una organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, allo sperone. Tra gli aspetti di rilievo vi era il coinvolgimento negli illeciti traffici di interi nuclei familiari pronti ad avvalersi anche di minorenni per la cessione di droga. Gli spacciatori utilizzavano indistintamente gli inospitali meandri degli edifici, le strette vie del quartiere, le abitazioni dei promotori e addirittura le camerette dei figli minori, con funzioni di stoccaggio, lavorazione e spaccio. La confisca di primo grado riguarda beni che valgono complessivamente circa 500.000 euro. Si tratta di un bar sito a Bagheria con relativo complesso dei beni aziendali e 4 rapporti bancari. E poi Nicolò Testa, morto nel 2023 a 61 anni, era stato tratto in arresto nel 2015 nell'operazione Pantarei con l'accusa di aver retto la famiglia mafiosa di Bagheria, in particolare per essere stato un punto di riferimento per l'imposizione delle estorsioni, riportando una condanna di primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi. Ancor prima era emerso quale soggetto interessato personalmente nella complessa e delicata gestione del comprensorio bagherese della latitanza di Bernardo Provenzano, oltre ad essere persona di fiducia del noto esponente mafioso Giuseppe Di Fiore. Nel giugno 2022 era tornato in libertà. L'odierno provvedimento di confisca revocabile riguarda i seguenti beni del valore complessivo di circa 800.000 euro, un'impresa individuale operante nel settore edile con relativo complesso dei beni aziendali, costituito in particolare da ulteriori 2 imprese operanti nel medesimo settore e numerosi mezzi di trasporto ed industriali, nonché 2 appezzamenti di terreno. Grande successo di pubblico per l'anfitrione, commedia senza tempo di Plauto, che grazie a un cast particolarmente ispirato guidato da Emilio Solfrizzi ha entusiasmato il numeroso pubblico presente ieri sera al Teatro dell'Efebo. La rassegna è al Teatro Classico, che sta riscuotendo un grande apportamento da parte del pubblico, come afferma il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. Il servizio. Solfrizzi per la prima volta da Agrigento con un anfitrione che sta riscuotendo un grandissimo successo. Sì, devo dire sono molto emozionato, non solo perché ho un albergo che affaccia sulla Valle dei Templi, quindi solo questo, voglio dire, ti dà un'emozione straordinaria, ma non conoscevo il teatro dell'Efebo e devo dire che c'ha una sua magia pure lui, sembra quelle cose un po' indiane, non scavate nella roccia, meraviglioso, davvero bello. Questo anfitrione di Solfrizzi, che anfitrione è? Allora, intanto è un anfitrione di Plauto, magari fosse di Solfrizzi, e se resiste da più di 2000 anni ci sarà un perché Plauto è un genio, lui si è inventato tutto, si è inventato il doppio teatrale, ha messo gli dei tra gli uomini, gli dei camminano tra gli uomini facendo danni e noi non possiamo fare assolutamente niente. Voi non potete capire la modernità di Plauto, perché chi sono gli dei moderni? Sono i social, sono gli algoritmi, sono quelle cose che sono sulla nostra testa e noi non possiamo fare niente, sono quelle che addirittura ci indicano la strada e noi pensiamo che sia la strada giusta. Plauto perché non lo si faceva da un sacco di tempo, io avevo questa idea da tanto ed è stato un incontro meraviglioso. Poi Plauto ti dà la possibilità di contaminare il vecchio con il nuovo, di attingere a piene mani nel presente, e allora siccome mancava tutto il terzo atto alla scrittura mi sono molto divertito. Quindi sarà anche una grande occasione per il pubblico di Agrigento, ma non solo, perché c'è anche una forte componente turistica nel
pubblico del teatro di conoscere sul Frizzi, sul palco, e non soltanto da quello che si è visto in televisione, sicuramente un gran bel lavoro il tuo negli anni, farsi nel cinema. Sì, beh, il teatro è la mia passione, io mi sono formato al teatro, per cui da qualche anno sono ritornato, collaboriamo con la compagnia Molière, stiamo facendo un bellissimo percorso, abbiamo iniziato proprio da Molière, però ci piace, noi alterniamo grandi classici e opere moderne, siamo state 2 stagioni in giro con l'Anatra all'Arancia e quest'anno addirittura torneremo per la 3ª stagione, è uno spettacolo che ha avuto veramente un enorme successo. Adesso questo Plauto, anche questo, ha avuto una tale accoglienza che torniamo anche a Roma, addirittura all'Ambra Iovinelli, insomma uno spettacolo che ci sta dando tantissime soddisfazioni. Io sono felicissimo di incontrare il pubblico di Agrigento, è la prima volta che sono non solo in questo teatro ma anche proprio ad Agrigento, quindi a maggior ragione è un incontro, voglio dire, spero che sia felice, di quelli dove ci si abbraccia e dove ci si dà appuntamento per la prossima volta, però io ne sono sicuro, questo è un bellissimo spettacolo e sono certo che la gente si divertirà. Ha preso il via ieri sera a Cianciana la 5ª edizione della Sagra del Raccolto dei Grani Antichi, Cereali e Legumi, tra le tappe del progetto Le Vie del Cibo della Lunga Vita, promosso dalla SMAP e finanziato dall'Assessorato regionale all'agricoltura per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare e dieta mediterranea nella tradizione sicana. Le interviste. Bentrovati qui a Cianciana per la 5ª edizione della Sagra del Raccolto dei Grani Antichi, Cereali e Legumi. Una sagra che è molto articolata. Partiamo questa sera con la mangiata delle gigere e delle fave, che per noi ciancianesi è una tradizione, allietata dal gruppo folcloristico della città dei Raffarali. Domani sera avremo un convegno, poi avremo uno shopping e poi si concluderà la serata con un concerto dell'Eva Daffino e Tintorino. Sabato un altro convegno, un altro show cooking dove si parlerà di couscous e poi si concluderà la serata con un concerto di Enrico Di Giorgio. E domenica invece si chiuderà la 5ª sagra per quanto riguarda i Grani Antichi con un altro convegno sulla dieta mediterranea, una degustazione di tagliatelle con il tartufo, sempre con lo show cooking e un dolce, e poi si concluderà la serata con il sasà selvaggio. Oggi qua andiamo a festeggiare una festa che si protrae da tantissimi anni, la festa del raccolto. I ciancianesi tutti a fine dell'annata agraria tutto quello che raccoglievano lo dovevano alla natura e onoravano la dea Demetera, dea della bontà e dell'abbondanza. Infatti nei quartieri ciancianesi, a cavallo della notte fra il 31 di luglio e il 1 agosto, erano tutti illuminati da dei fuochi dove sopra c'erano le grosse pentole dove si cuocevano i cereali e i legumi. Per i cereali mettevano il frumento e per i legumi ceci e fave. Questo stava a significare che finiva l'annata agraria e i contadini festeggiavano la natura. Durante questo periodo, attorno ai fuochi, tutti i ciancianesi festeggiavano e ballavano nelle danze folcloristiche. Questa intanto è la 5ª edizione della Sagra del Raccolto, dove tutti questi quartieri vengono riuniti in un solo punto, che sarebbe la matrice, questa la piazza Matrice, dove la Proloco, con il patrocinio del comune di Cianciana, ripromuove quello che si faceva tanto tempo fa. Cuociono le fave, i ceci e il grano e li danno ad uso gratuito a tutti quelli che hanno voglia di assaggiare. Il pacco di fave è un piatto povero, siciliano, tradizionale, che si fa con le fave secche, sbucciate, senza la buccia. Si prepara mettendole prima, almeno 12 ore prima in acqua, l'indomani si fa cuocere, ribollendo sempre, cuocendolo sempre almeno 2-3 orette, e poi si conza con un po' di pepe, un po' di sale e alla fine anche un po' di ricotta salata e dell'olio sopra. Si ci può mettere la patata, si ci può mettere il finocchietto selvatico oppure anche l'invidia, ed è un piatto poverissimo, proprio siciliano, semplice, fatto dagli antichi. Questo è il manco.
poca affluenza di visitatori alla casa natale di Luigi Pirandello, pullman vuoti, questa è la denuncia del presidente del Parco Letterario Caos, Dino Barone. L'intervista. Ingegnere, presto ripartiranno i lavori per la ristrutturazione del locale, c'è stata già una commissione che ha fatto il primo sopralluogo, ecco, ci aggiorni sullo stato dei fatti. Sì, nel 2019 l'assessore facente funzione era il presidente Musumeci, faceva l'assessore pure ai beni culturali regionale, con tanto di cappello, ha bandito con un avviso, stiamo parlando del 2019, il problema della ristrutturazione di tutte le sale teatri della provincia. Noi abbiamo partecipato con un gruppo di progettazione abbastanza forbito, eravamo in 5 e siamo rimasti in 5 e siamo riusciti a vincere e ad avere il finanziamento. Il finanziamento è arrivato dopo 2 anni immediatamente, quindi in pochi mesi, e stiamo iniziando col bando di gara che abbiamo fatto, l'affidamento eccetera eccetera, i lavori che già sono stati assegnati e consegnati, e speriamo di poter, il bando dice già che saranno conclusi entro 100 giorni, quindi entro la fine di novembre, così ci capiamo, novembre 2025 saranno tutti conclusi e comprendono la ristrutturazione del locale, l'ampliamento, l'adeguamento alle tecnologie moderne, quali pannelli solari, energetici, strutture energetiche nuove e tante altre cose. Senta, abbiamo visto poco fa i pullman del servizio pubblico, purtroppo vuoti, una casa Pirandello che nonostante sia primo agosto non accoglie pochissima gente. Ecco, voi siete qui in prima linea in trincea, potete testimoniare appunto che il luogo è poco visitato dai turisti. Con grande amarezza, ne parlavamo ieri anche con mia moglie, che è solo moglie dell'ingegnere Barone e quindi del presidente. Ha sempre aderito al Parco Letterario e ai suoi principi, però siamo amareggiati perché sia da casa nostra che sulla Valle dei Templi, sia qua dove ci troviamo, a Piazzale Caos, notiamo che purtroppo il numero dei viaggiatori, come li chiamiamo noi, turisti o comunque forestieri, non è per niente incrementato. Oggi è 31, siamo al 1 agosto e purtroppo abbiamo visto l'ora, quello che vediamo giornalmente qui con due pulmini, quelli colorati, quelli della Tua, che fanno il servizio A e B, con i biglietti comprati a Porta di Ponte. Il povero giornalareggio non ha chi venderli. Il giornalareggio sarebbe l'edicolante, non ha chi vendere questi biglietti perché i turisti ci sono e restano nel centro storico, ma non si spostano e non capiamo perché. Infatti ora abbiamo visto il pulmino, come tutte le ruote che fa, i giri che ne fa spesso, ogni ora ne vengono 4, ma è sempre vuoto. Io devo dire che nei viaggi che abbiamo fatto anche per il Parco Letterario, ricordo qualunque capitale, facciamo l'esempio Lisbona, erano strapieni. Qual è il motivo? Ci sarà un motivo, non è solo i cosiddetti denigratori, assolutamente, non è questo il problema. Il problema sono altre cose. Il problema è che ci vuole una forte azione promozionale. E promozionale non significa solo dépliant che la ditta ha fatto, ci mancherebbe altro. Persone simpatiche, coloro che ci lavorano al volante sono persone eccezionali, ma ci vuole per le strade, per le vie, come diceva Pirandello, qualcuno che riecheggi che questa è la città, la Valle dei Templi, la città teatro di Luigi Pirandello. Non è una città qualunque, è una città che oggi è capitale della cultura italiana, ma che invece non ha avuto sicuramente una forza promozionale perché nelle fiere probabilmente non si è fatto quello che a noi ci hanno insegnato di fare i contratti. Senza contratti non viene nessuno. I tour operator non ne mandano persone, probabilmente non sono stati fatti i contratti nelle grandi fiere del turismo nazionale ed internazionale. Inaugurato dal sindaco di Siculiana il nuovo belvedere a Pietre Cadute, il servizio. Inaugurato ieri al tramonto il nuovo belvedere Pietre Cadute, una delle località balneari di Siculiana.
in uno spazio abbandonato da decenni dove insisteva un vecchio serbatoio idrico in disuso, è stato realizzato un belvedere con un piccolo giardino. Dalle panchine di legno a una panchina gigante azzurra, da una parte il panorama guarda verso Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa, dall'altro verso la torre di Monte Rosso. È un nuovo spazio a pietre cadute, una zona bellissima, ha dichiarato il sindaco Peppe Zambito, con un panorama straordinario, un luogo che si affaccia sul Mediterraneo, che darà la possibilità a chi vuole di venire a leggere un libro, a rilassarsi, a farsi delle foto, e anche una modalità che rientra nelle azioni che abbiamo intrapreso in questi anni, individuare dei luoghi, riqualificarli e renderli fruibili. Ecco, da oggi il belvedere di Pietre Cadute è uno di questi luoghi e vi invito, conclude il sindaco, a venire qui a trascorrere qualche minuto in sede di serenità. Un nuovo spazio a Pietre Cadute, una zona bellissima con un panorama straordinario, un luogo che si affaccia sul Mediterraneo, che darà la possibilità a chi vuole di venire a leggere un libro, a rilassarsi, a farsi delle foto, ed è anche una modalità che rientra nelle azioni che abbiamo intrapreso in questi anni, individuare dei luoghi, riqualificarli e renderli fruibili. Ecco, da oggi il belvedere di Pietre Cadute è uno di questi luoghi e vi invito a venire qui a trascorrere qualche minuto in serenità. La Commissione parlamentare nazionale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha svolto l'audizione di Giancarlo Caselli, già procuratore della Repubblica, per indagare sulla strage di via D'Amelio avvenuta a Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Non vi sono elementi concreti che possano dimostrare un collegamento tra la strage di via D'Amelio e l'inchiesta su mafia e appalti. Inoltre, né prima né dopo il mio incarico alla Procura di Palermo, quell'indagine è stata gestita in modo scorretto. Ridurre la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi moderni di epica grandezza, al tentativo di fermare l'inchiesta mafia appalti significa ridimensionare il loro valore storico. Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa Nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici. In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l'avessero convocato quanto a sua conoscenza sull'attentato a Falcone. A dirlo è l'ex procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli, durante la sua audizione presso la Commissione parlamentare antimafia nell'ambito delle attività investigative relative alla strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Trova ingiusto, ha ancora aggiunto, strumentalizzare una tesi a discapito di altre. Caselli, che ha guidato la procura palermitana tra il 1993 e il 1999, ha inoltre sottolineato i risultati significativi ottenuti dalla magistratura in quel periodo. Dopo la reazione dello Stato seguita agli attentati del 92, c'è stato il più alto numero di collaborazioni con la giustizia, segno di un cambio di egemonia politica e sociale, perché il mafioso si pente quando si fida dello Stato, ha ancora detto. Non dimentichiamo poi i successi contro l'ala militare di Cosa Nostra, che ha subito colpi durissimi come le condanne a 650 ergastoli e centinaia di anni di carcere, e le indagini sul lato oscuro dei rapporti tra pezzi di Stato e boss. L'ex procuratore ha infine rivendicato il lavoro del pool antimafia palermitano. Quei magistrati, ha ancora spiegato, hanno diritto al rispetto autentico e spargere fango non è compito della Commissione antimafia. Linea alla regia per la pubblicità. Donazioni di sangue record il 19 luglio in nome di Paolo Borsellino, tanti giovani che dopo i tanti appelli a donare andati a vuoti, la svolta nel giorno in cui si è commemorato il giudice vittima di Cosa Nostra, il servizio dei colleghi di Palermo.
La Polizia di Stato italiana, in collaborazione con le autorità tedesche, ha arrestato in Germania un cittadino somalo di 29 anni in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. L'uomo è accusato di far parte di un'associazione criminale transnazionale responsabile di gravi reati contro la persona, tra cui omicidio, tortura e sequestro di persona finalizzati al traffico illegale di migranti verso l'Italia. L'indagine, avviata nel giugno 2023, è partita dalla denuncia di un migrante somalo sbarcato a Lampedusa che ha identificato l'indagato come carceriere e torturatore in una prigione gestita da trafficanti in Libia. L'uomo è anche accusato di aver ucciso un minore somalo che si era ribellato a un tentativo di violenza sessuale. Le accuse sono state confermate da testimonianze di altri migranti vittime dello stesso trattamento. La localizzazione dell'indagato è avvenuta grazie all'analisi delle sue connessioni su Facebook, che hanno tracciato i suoi spostamenti dalla Libia all'Italia e infine in Germania. Dopo l'arresto è stata eseguita anche una perquisizione nei suoi confronti. La regista e autrice Roberta Torre, originaria di Milano, è il nuovo direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. La nomina proposta dal direttore generale Salvo Presia è stata ratificata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, composta da Gaetano Airò, Giulio Cinque, Andrea Cirino, Giuseppe Miccichè, e presieduto da Alessandro Patti, una direzione artistica che lavorerà sulla contaminazione di linguaggi in cui convergono teatro, musica, cinema, arti visive, promuovendo nuove drammaturgie. Onorata e felice di questo incarico, ha detto la neodirettrice Torre. Il prestigio del Teatro Pirandello, la sua bellezza, la sua storia sono uno straordinario patrimonio italiano. Mi emoziona pensare di poterne far parte. Sono felice di tornare a lavorare in Sicilia, dove sono artisticamente nata, e spero di contribuire con uno sguardo che includa significativamente le nuove generazioni. Primo caso a Catania di West Nile, è un uomo di 74enne originario di Caserta, immunodepresso, che è stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro in condizioni veramente critiche. I colleghi da Catania. È stato confermato il primo caso di virus West Nile a Catania. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta, ricoverato in rianimazione all'ospedale Cannizzaro. Il paziente immunodepresso si è presentato al pronto soccorso con febbre altissima e diplopia, la vista sdoppiata. Dopo gli accertamenti clinici è stato diagnosticato il contagio da West Nile virus. Il West Nile è un virus trasmesso dalle zanzare, può causare gravi complicanze neurologiche, soprattutto in soggetti fragili. Il 74enne è attualmente in condizioni critiche ed è sotto monitoraggio costante da parte dell'equipe medica dell'ospedale catanese. ANAS, Esodo, entra nel vivo. Domani primo bollino nero dell'estate. Sospesi ben 1348 cantieri, l'81% del totale. I colleghi di Palermo. L'esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, per questo fine settimana si attendono 13.150.000 spostamenti. Nell'intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull'intera rete stradale e autostradale ANAS. La mattinata più critica sarà quella di domani, sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di Stato. Oggi e domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. In vista del grande aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme. Fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l'81% di quelli attivi. Per agevolare i flussi di traffico, già dal 1 luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili, pari a 680 km di strada. In base al nostro piano Esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre
squadre ANAS H24 per monitorare la rete e intervenire subito in caso di emergenza. Con il MIT e le forze dell'ordine da sempre siamo in linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini. Con il nostro lavoro, sottolinea la DGM, vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene con la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante, come ricordiamo nella nostra campagna "Quando sei alla guida tutto può aspettare". Gli itinerari interessati saranno in direzione sud, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, fra cui le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo in Sicilia. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 1 agosto, dalle 16 alle 22, domani sabato 2 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 3 dalle 7 alle 22. Manca poco al primo evento del cartellone estivo nella nuova struttura allestita all'interno dello Sport Village. Questa sera tappa del tour I miei meravigliosi anni '80 del cantautore Nino D'Angelo, che era stato già ad Agrigento nel 2015. Si tratta di una delle tappe del tour I miei meravigliosi anni '80. Con una carriera lunga oltre 40 anni, il ragazzo della curva B porterà sul palco i brani che hanno segnato intere generazioni. Da Nu Jeans e una maglietta, senza giacca e cravatta, insieme alle nuove canzoni del suo ultimo progetto discografico. Sarà uno spettacolo intenso che unisce memoria, passione e identità. L'evento fa parte del Festival del Mito organizzato dalla Fondazione Teatro della Valle della famiglia Bellavia, che lancia un appello al pubblico: cercate di non arrivare tutti all'ultimo momento per evitare risse e codi ai cancelli. Il prossimo appuntamento musicale sarà con Brunori SAS l'11 agosto. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 18 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.